Puntiamo a una legge delega molto semplice che diventi intesa per noi, tra noi e il governo, in maniera tale che poi il Consiglio dei Ministri sia autorizzato a fare i decreti per le singole 23 materie. Si va a passo di carica perché lo stallo preformazione di governo ha fatto perdere tempo prezioso. Entro fine anno l'obiettivo dell'intesa sull'autonomia dunque, e dopo l'incontro Zaia-Stefani di martedì scorso a Roma per riprendere il percorso c'è già un nuovo appuntamento ravvicinato in agenda. Martedì 20 giugno di nuovo nella capitale. La riunione della nostra delegazione trattante che completerà, io spero, ormai la partita dell'analisi delle singole 23 materie in maniera tale che si sta già preparando la fase successiva alla firma dell'intesa. 23 erano le materie che chiedevamo ai governi Renzi e Gentiloni e 23 sono quelle che ci dovrà concedere il governo Conte-Salvini Di Maio, spiega Zaia. Il Veneto ha chiesto le materie previste dall'articolo 116 della Carta e poi si partirà con l'applicazione dei costi standard, con un risparmio di 30 miliardi. La virtuosità è legata all'autonomia, dice. Timori per lungaggini e pastoie burocratiche? Ci sarà sempre qualche incrostazione centralista, però io ricordo sempre Einaudi che nel 1948, presentando la Costituzione, diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta e questa autonomia noi ce l'aspettiamo perché siamo anche andati a chiederla ufficialmente.